Guilla è un essere che frequenta da sempre le nostre realtà, le nostre lagune, le nostre foci dei fiumi, non si sa che vita media Guilla, non si sa dove arrivi, se una griglia fa i sargassi e viene poi a crescere qua dalle nostre parti, perché non si sa come si riproduca e cosa se ne faccia. Fatto sta che se ne erano accorti che erano buoni pescatori della nostra laguna e nei casoni, nei giorni di festa in particolare, perché altrimenti le vendevano, le mettevano sullo spirito e le facevano cuocere al succo della brace, come raccontato per la volta su Mia Verde molto brevemente. L'unico ingrediente che aveva della brace, sale e un po' di foglie di alloro nelle spine di questa guilla cotta per 3-4 ore, perché diventi morbida, ma anche croccante, e rimane tutti i suoi sapori. Una festa sempre della guilla che si chiama Biatispero, adesso il comune di Marano, che pure è associato alla nostra realtà culturale, vediamo di far riconoscere anche il Biatispero, prodotto tipico di Marano Lagunare, perché sono stato arrivati a ha fatto bene a fare il boreto. Però tra boreto e bisato, ma che ci sia sempre stata una grande rivalità storica, anche perché mi pare che ci sia stato il rato delle granesi o delle maranesi, no? Che hanno rapito delle donne maranesi a grado, così per penso che ognuno racconti la cosa. Ognuno racconta la cosa in senso inverso, ma sembra anche che Venezia sia nata proprio dai profughi granesi e anche maranesi, no? Quindi un po' di Friuli c'è, anche se parlano lento ormai, ma un po' di Friuli c'è anche a Venezia. Diciamo che la villa poi riempiva dei suoi profumi con questo fumo un po' acre, un po' pieno, denso di sapori e di aromi, anche le vie di Marano, le piccole cave, perché Marano è una città bella, perché viene con Venezia piccolissima, è stata rimessa a nuovo in questi anni quasi alla perfezione, forse meglio di come all'origine. I nonni la domenica cuocevano la guilla fuori dall'uscio di casa, no? E della festa, quello era il piatto della festa, il piatto veramente. Infatti arrivano anche da molto lontano. Diciamo che negli anni 10 anni fa, anche 12 anni fa, come è nata questa idea di fare un'associazione culturale? A Marano Valerio Lì, che era il promotore gastronomico maranese che avete conosciuto, che faceva il sommelier, che aveva cominciato a lavorare alla storia, avevano inserito in me Simone Bertossi, Giorgio Forno, l'avvocato Bigotti e altri amici per fare una sodalizio che si chiama Compagnia del Bisato. Cos'era? Non era che l'origine, la fonte di quello che poi io ovviamente ho trasposto su un versante più ampio, perché sembra di no, ma anche andare a promuovere una realtà così importante, ma che assieme la sua Marano era molto difficile sia nelle territoriali pubblici ma anche all'esterno. L'ho trasposto in questi anni diversi più largo per farlo diventare realtà, ma da quella volta non iscrivete tutte le figure professionali che potevano essere per fare una comunicazione più estesa e diffusa, per fare un marketing territoriale importante. Non diventa un piatto che ha solo Marano Lagunare. Allora, io ho chiamato la signora perché siamo ospiti di una struttura di grande pregio, di grande prestigio, no? A Lignano. Lignano, che ricordavamo, ha quasi 100 anni ormai, fatti compiuti, ed è una città che comunque è stata scelta da Hemingway, è stata scelta da Alberto Sordi, cioè non proprio personalità indifferenti, quindi conosciute al grande pubblico. Che cosa ci vuole secondo lei per mantenere questa eccellenza che c'era, che comunque ancora, come giustamente ricordavamo prima, un certo pubblico, quello che arriva nei momenti un po' meno concitati, cerca e vuole avere? Noi abbiamo avuto un pubblico di eccellenza nel passato, me lo ricordo benissimo, che era il pubblico elegante, il pubblico che frequentava Lignano, per farsi anche vedere, diciamo, era una passerella. È un po' passato questo, non è più così, basta uscire per le strade e vedere quanta concorrenza c'è, diciamo così, un po', no? Diciamo che è un atteggiamento tante volte. E oggi è difficile dare una risposta su questo punto, perché è cambiata completamente la mentalità, in tutti noi, non in generale. Non saprei dire esattamente, ma c'è una certa trasandatezza, diciamo, un po' un andazzo, no? Di lasciare andare le cose, di lasciare trascurare tutte quelle che sono le bellezze. Non c'è il culto della bellezza, ecco, adesso. Mentre una volta forse c'era. Adesso è quasi un valore negato, cioè si dice no, non ha valore la bellezza, perché non ha valore la bellezza? Deve averne. C'è nell'arte, c'è nella cucina, c'è nell'arredamento, c'è nell'abbigliamento. È una maniera di sentirsi, e quindi secondo me deve valorizzato la bellezza, perché Lignano io l'amo moltissimo, sono veneta ma ci vivo tantissimi anni e l'apprezzo soprattutto fuori stagione, nonostante io abbia bisogno dei turisti, perché bisogna averli, però l'apprezzo soprattutto fuori stagione. Fuori stagione la si gusta in pieno, cioè io quando vado in bicicletta, che adoro andare, ogni mattina faccio un giro in bicicletta verso il tagliamento, verso le
prati prima della spiaggia, pieni dalle Alpi, con questi pini marittimi meravigliosi. Cioè, abbiamo una cosa splendida e questo si chiama bellezza, ecco, come tante altre cose. Quindi abbiamo bisogno di questo, di far capire quanto bella è questa terra, e sentirsela, farla capire con quella che sentiamo noi la sentiamo dentro questa bellezza, dobbiamo trasmetterla. E invece pensiamo sempre al lato commerciale, a come far venire i turisti, a come farli spendere, cioè sempre questo discorso qui, no? Sempre il ritorno economico. Se invece noi avessimo una certa sensibilità prima a dare delle cose, a dare delle belle cose, a far sentire bene la gente,